F24, ecco qua. Vede, questo qua, infatti io adesso ho fatto tutto in mattinata. Stavolta tocca alla Mini-IMU, il cittadino contribuente non ne può più. È alle porte il venerdì nero, la scadenza coincide anche con la maggiorazione Tares. Le associazioni di consumatori annunciano ricorsi, in molte città i CAF hanno i centralini bollenti. In questi giorni abbiamo avuto una affollatissima coda di persone, soprattutto anziane, preoccupate per questa questione dell'IMU, che credo che una cosa più scandalosa non si poteva fare. Vengono qui a vedere tutti i giorni e non hanno anche l'appuntamento. Sta ai commercialisti chiarire e tranquillizzare, oppure, ancora una volta, tocca a loro, i comuni, doversi accollare un aiuto verso i cittadini. Abbiamo attivato uno sportello all'interno dell'ufficio tributi del comune di Casalserugo e dal 15 di gennaio fino al 24 viene attivato questo sportello nell'ambito degli uffici del comune, dove mattina e pomeriggio viene garantita la possibilità di fare il calcolo gratuito. Però è una cosa che comincia a stancare tutti, Il modello non ti arriva a casa, devi andartelo a prendere qua e là, vogliono i soldi ma devi correre te alla fine. L'ho pagata, sì, l'ho pagata anche a me. Si è rivolto al CAF? Alla CAF, sì, alla CAF, fatto i conti e dopo ho pagato imposta. Però c'è molta confusione perché i CAF alcuni lo fanno, alcuni non lo fanno, alcuni ti mandano nel comune, c'è molta confusione. Ai loro iscritti i CAF hanno inviato i moduli già compilati, sventando come a Rovigo un possibile caos. Rovigo, che è uno dei 3 capoluoghi di provincia veneti ad aver alzato l'aliquota base insieme a Belluno e Verona, ma è l'unico ad aver applicato l'aliquota massima del 6 per 1000. Molti invece i comuni più piccoli. O continuiamo a erogare i servizi chiedendo sicuramente uno sforzo impegnativo ai nostri concittadini, o, ma non è la nostra scelta, dovremmo chiudere i servizi. La Mini-IMU insomma può essere small o extra small, ma comunque è indigesta. È una situazione veramente ingestibile, e soprattutto perché spesso sono coinvolti gli anziani, che sono persone che magari di queste cose ne capiscono poco, ma addirittura anche gli addetti ai lavori abbiamo visto che in questo momento si trovano in gravissima difficoltà.